Che la provincia aiuta una comunità come quella di San Daniele per la realizzazione di una festa tanto importante, quindi grazie per quello che fate. Mandi ai Furlans di San Daniele a chi è tutto il Friuli. Mandi! Perché questa è una festa sentita in Friuli ma anche molto fuori in Friuli, perché arriva gente dall'estero, arrivano gente dalle altre province ad assaggiare le nostre specialità e in primis il prosciutto, ma oltre al prosciutto tante cose offre Friuli. San Daniele è il cuore di questa terra perché è anche baricentrico rispetto alla geografia di tutto il Friuli. E a San Daniele si dice che si parla la lingua friulana nel miglior modo possibile, perché il friulano di San Daniele è il migliore. Complimenti anche di San Daniele e non dimentichiamo le nostre lingue, la nostra identità, perché oltre al prosciutto c'è anche la cultura, c'è l'identità di un popolo che vive da sempre su questa terra e ha saputo fare del maiale una cosa squisita attraverso il prosciutto che va in giro per tutto il mondo. Auguri alla gente di San Daniele, ai produttori, e auguri a questa area di festa che come sempre sa dare tante cose a tanta gente e avrà senz'altro anche quest'anno un grande successo. Grazie, grazie a Pietro Fondalini.
Rodriguez. Vieni Belen, meraviglioso, vieni Belen. Fate vedere, permesso. Belen, vieni avanti tra una folla incredibile. Eccola a voi, signore e signori, Belen Rodriguez. Ciao, diamo un microfono a Belen. Buonasera a tutti, ma quanta gente! Allora, scusa Belen. Non me l'aspettavo, non so niente. Noi ci siamo preparati tantissimo, perché sai, cioè, su di te se ne dicono di cotte e di crude soprattutto. Di crude soprattutto. E qui siamo alla festa del prosciutto crudo. E quindi era una perfetta testimone. Esatto. Allora qua andiamo, Tinto, tira su. Timbrata Belen Rodriguez. Però devi farti fotografare, dai. Ecco qua, guardate qui il timbro. Vuoi mettere la firma sul timbro? Che figure che sto facendo. Presidente, non